Oggi si lancia il Conegliano Valdobbiadene Festival, una grande rassegna che per un mese celebra e racconta il territorio e i 50 anni della denominazione. Sì, l'obiettivo è quello di aprirci e coinvolgere le persone della comunità per celebrare un lavoro che è partito da molto lontano, che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone, di istituzioni, e insieme abbiamo creato un successo mondiale. La consapevolezza del lavoro svolto e nello stesso tempo anche la volontà di guardare al futuro è l'obiettivo di questo Conegliano Valdobbiadene Festival. Lo articoliamo in diverse iniziative, proprio perché il successo del Conegliano Valdobbiadene non è solo il Prosecco superiore, ma è un territorio, un saper fare, una bellezza territoriale, una salvaguardia del territorio, il valore del paesaggio e soprattutto la cultura del luogo. Credo che questi siano i valori sui quali vogliamo coinvolgere l'intera comunità. Con Tessa Gelisio, nota conduttrice televisiva, appassionata di gusto, e in questo Conegliano Valdobbiadene Festival il gusto sarà sicuramente protagonista. Penso un piacere essere qui oggi. Sì, è un grande piacere perché io sono una grandissima amante del Prosecco superiore di OCG, non lo dico per piaggeria, lo dico davvero. Io non amo in particolar modo le bolle, quelle del Prosecco superiore mi piacciono, quindi è un piacere essere qua, anche perché sono anche una produttrice di vino e quindi vedere un consorzio come questo al lavoro per me è una grande occasione anche professionale, perché è veramente un modello di riferimento per promuovere e tutelare i vini di qualità in Italia. Qualità che insomma da 50 anni in questa denominazione continua ad essere il punto di riferimento. Appunto una denominazione, un consorzio che tutela e valorizza anche con iniziative come il festival appunto un prodotto, perché il prodotto va continuamente raccontato, continuamente tra virgolette modernizzato e fatto conoscere con iniziative sul territorio e con la buona cucina anche. Come Presidente degli Ambasciatori del Gusto, quello che noi cerchiamo è di mettere in evidenza la cucina di qualità, dove per qualità è il marchio distintivo di qualsiasi prodotto italiano. Passiamo dai pomodori sino appunto al prosecco. In questo caso Conegliano Valdobbiadene ha compiuto 50 anni, una bellissima storia soprattutto di un consorzio, e noi come ambasciatori siamo sempre molto contenti di conoscere realtà come queste, perché i consorzi, l'unione fa la forza, soprattutto l'amore, la passione e la vitalità che c'è tra le persone che ho appena conosciuto e le persone che avevo conosciuto in passato veramente merita un capitolo a parte. Un onore poterlo utilizzare, un onore soprattutto essere italiani in questo senso, perché è un prodotto di eccellenza che ci rappresenta benissimo anche all'estero, e magari la possibilità di utilizzarlo e farlo conoscere anche al di là del confine.